Visita di Mattarella al Salone Nautico di Genova. Il Capo dello Stato ha incontrato alcuni sfollati del Ponte Morandi. I bimbi delle scuole gli hanno donato una poesia e una maglietta con il logo Genova nel cuore. Bocce, tutt'altro che uno sport datato. Una decina di giovani si sta allenando con la bocciofila cavese. Tra agosto e settembre a Cavi si è svolto un torneo con squadre formate da professionisti e ragazzini. Contatto con la gente e prevenzione. Parte da qui il lavoro del neocomandante dei Carabinieri di Chiavari. Il maggiore Gerardi torna ad indossare la divisa dopo 10 anni di attività investigativa. Una festa dello sport per tutti e dell'inclusione. Successo per Sport ci sono anch'io, manifestazione promossa dal Villaggio del Ragazzo al centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Il dormitorio di Chiavari riapre per il secondo anno, il servizio riparte lunedì. Nei giorni scorsi l'incontro dei volontari Casa Abruzzone è emerso, restituisce qualità alla vita dei senza fissa dimora. L'allarme dell'Ispettorato del Lavoro. In provincia di Genova è aumentato il numero dei lavoratori irregolari, 250 verifiche tra luglio e agosto. Segnali di ripresa in Val Fontana Buona, nuove aperture commerciali e agricoltura in crescita. La prospettiva è quella di creare percorsi turistici e didattici legati alle produzioni locali. Vigili del fuoco, peggiorano i problemi di carenza di personale, coinvolto anche il Tigullio. Uno spazio per la lettura nel verde a pochi passi dal centro storico. Apre a Chiavari il giardino dei lettori voluto dalla società economica. Depositate dalla Santa Benessere in Social alcune revisioni al progetto definitivo del porto di Santa Margherita Ligure, più spazi alle associazioni e verranno anticipati i lavori alla diga e ai pontili. Una nuova residenza per anziani a Mezzanego. Il progetto all'avanguardia sarà realizzato sulla base delle esigenze mediche degli ospiti, previsti 92 posti e l'impiego di 45 dipendenti. Calcio, prosegue lo stato di impasse per la Virtus Entella che attende una pronuncia per riprendere le gare di campionato. Il mister Boscaglia sollecita una risposta concreta dalla FIGC. Ritorna incolmata a Chiavari il depuratore del Tigullio Centrale. La decisione condivisa con la città metropolitana, prevista la completa riqualificazione dell'area e una nuova scogliera. Attenzione alle email che mettono in guardia su ipotetici problemi di sicurezza e di furto di dati personali. Si tratta di una truffa a cui la polizia invita a non dare assolutamente seguito. E 2 milioni di visualizzazioni per il canale YouTube di Teleradio Pace. Negli ultimi 18 mesi raddoppiati anche gli iscritti che usufruiscono dei programmi della TV su PC, telefonini e tablet. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo da lunedì, la settimana si è aperta con la visita a Genova al Salone Nautico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha incontrato anche alcuni rappresentanti degli sfollati e i bambini delle scuole della zona rossa. Tornando nel Tigullio parleremo poi di bocce con una serie di attività che vengono portate avanti dalla bocciofila cavese, tra cui un torneo a squadre che si è svolto tra agosto e settembre. Vediamo i servizi. Le bocce si avvicinano sempre di più ai giovani. A livello locale c'è un nuovo slancio che coinvolge gli appassionati di questo sport. La storica bocciofila cavese di Lavagna sta allenando ad esempio una decina di ragazzini. Tra agosto e settembre poi, sul campo di Cavi, la società ha organizzato un torneo con squadre formate da professionisti e bambini. È una prima esperienza molto innovativa, quella di far giocare questi ragazzi under 15 insieme a dei giocatori professionisti, dei giocatori di Serie A che hanno una valenza a livello nazionale. Contiamo di avere prossimamente qualche bravo bambino, che tra l'altro ce ne sono alcuni che giocano veramente bene e promettono. 16 le squadre coinvolte, ciascuna composta da 3 atleti, un campione di Serie A, un professionista locale e appunto un ragazzino. A vincere il torneo la formazione composta da Andrea Icardi, Antonello Solari e Paolo Ballabene. Al secondo posto la squadra formata da Matteo Ceffeo, Giacomo Musico e Marcello Gnecco. La Cavese mi ha chiesto di dare un supporto per tutti questi ragazzini che sono un po' di svariata età. Noi allenatori dobbiamo continuare a dare questo entusiasmo ed incentivarli per un domani insieme anche a questi campioni. Chissà, incrociamo le dita che chissà che non venga fuori un qualcosa di buono, perché sono stati tanti anni dove la Liguria stravinceva e ha avuto dei grandissimi campioni. Ultimamente si è un po' seduta sugli allori e quindi la
la parte giovanile l'ha un po' tralasciata, ci dobbiamo adesso un po' rimboccare le maniche, ma ripeto, con entusiasmo. La bocciofila cavese è nata nel 1973, ma questo sport si praticava da tempo su campi esistenti già alla fine degli anni 50. A distanza di decenni le bocce restano uno sport giovane. Fra quindi 4 anni faremo il 50° e faremo sicuramente una bella festa. È passato, ci ha stretto la mano e noi abbiamo detto buongiorno. Emozionate? Sì. Sono stati loro, gli alunni della scuola elementare Ariosto dell'Istituto Comprensivo di Certosa, i primi ad accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua visita al Salone Nautico di Genova. Per la prima volta un capo dello Stato ha calcato le banchine e visitato gli stand della grande kermesse allestita alla Fiera del Mare. Mattarella è arrivato a Genova a poche settimane di distanza dalla sua visita nella zona interessata dal crollo del ponte e ha voluto salutare di persona coloro i quali stanno subendo i disagi più gravi da quel 14 agosto, gli sfollati e i bambini e i ragazzi delle scuole, che sono stati salutati uno ad uno dal Presidente, che ha ricevuto dalle loro mani alcuni regali, una maglietta Genova nel cuore, alcuni disegni e una poesia. Gli abbiamo dato una maglietta con le nostre firme sul ponte, appunto, sulla tragedia appena avvenuta. L'avete incontrato, gli avete stretto la mano, gli avete parlato al Presidente? Sì, gli abbiamo parlato, ci ha augurato un buon anno scolastico e ci ha ringraziato per la maglia che gli abbiamo regalato con le nostre firme. Erano emozionati i bimbi? I bambini sì, poi abbiamo fatto anche un discreto viaggetto perché ci abbiamo messo parecchio per arrivare qui al Salone Nautico. Com'è la situazione adesso anche per quanto riguarda la scuola? Per quanto riguarda noi come scuola direi che funziona, abbiamo garantito l'avvio dell'anno scolastico con regolarità. Abbiamo le navette che prendono i bambini, il servizio taxi, quindi direi che sono molto contente anche le famiglie di questo servizio. Per ora procediamo con poi tutte le aggiustature del caso. Una visita lampo quella di Mattarella, arrivato poco dopo le 11 a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, è ripartito intorno a mezzogiorno, non prima di essere stato accompagnato a visitare gli stand del 58° Salone Nautico, in particolare quelli delle forze dell'ordine. Un passaggio che non ha mancato di suscitare la curiosità dei molti visitatori che anche nella giornata di oggi hanno affollato il salone. La visita è stato un chiaro segno di attenzione per la città, che sta cercando di ripartire dopo il crollo del ponte Morandi che lo scorso 14 agosto ha causato 43 vittime. Si è insediato, ha preso possesso dei suoi uffici il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Chiavari. Il maggiore Gerardi torna a vestire la divisa dopo 10 anni di attività investigativa e lo abbiamo intervistato. Andremo poi a Favale di Malvaro per parlare della Fiera degli Antichi Mestieri, che ha richiamato tante persone per l'occasione, e tante persone hanno partecipato anche alla festa dello sport. Sport ci sono anch'io, dedicato alle persone disabili. Vediamo i servizi. Qual è stato il primo approccio con la città e il territorio? Le prime impressioni sono eccezionali, cioè nel senso che è inutile che io decanti le bellezze del Golfo del Tigullio, insomma, quindi particolarmente, oltre che onorato, particolarmente felice di essere a Chiavari, cittadina che colpisce immediatamente per l'ordine, per la cura con la quale si presenta all'ospite che arriva a Chiavari, quindi un'ottima impressione iniziale, insomma. C'è un filo che continua in questi anni ed è quello della vicinanza, del rapporto tra l'Arma dei Carabinieri e la gente. È qualcosa che già sta respirando in queste ore? Sicuramente da questo punto di vista ci sarà assoluta continuità con quanto è stato fatto nel passato, mi riferisco ai piccoli furti, mi riferisco alle truffe, soprattutto a quelle in danno delle fasce più deboli, quali possono essere gli anziani, mi riferisco appunto ai reati predatori in generale, che sono quelli che cercheremo di perseguire. Ha già avuto modo di vedere quali sono alcuni degli aspetti più negativi di questo territorio da seguire? I miei collaboratori mi hanno già illustrato in generale quella che è l'importanza appunto della repressione dei reati predatori e quanto essi siano sentiti dalla cittadinanza, quindi diciamo un quadro generale già mi è stato fatto, adesso cercheremo nel più breve tempo possibile di scendere nel particolare. Lei è nata a Roma, è cresciuto in Sardegna, ha avuto varie esperienze al centro Italia e al sud, Rieti, Frascati in zona Roma e poi l'ultimo incarico importante a Messina. Adesso cambia in un certo senso mestiere, passa dall'attività investigativa a quella diciamo più in divisa, si sta abituando a questo.
confesso il piacere di tornare ad indossare l'uniforme dopo appunto circa 10 anni in cui ho prestato prevalentemente servizio in abiti civili, insomma. Diciamo che stiamo facendo lo switch che ci riporta, insomma, a stare in mezzo alla gente in uniforme, che è un vero piacere qui a queste latitudini in cui ancora ho notato che la gente ha piacere a salutare il rappresentante dell'istituzione quando lo incontra in uniforme, insomma. Successo di presenze a Favale di Maldaro per la quinta edizione della tradizionale festa dei mestieri antichi e moderni che si è svolta domenica 23 settembre e ha animato le vie del paese con stand a tema, musica e cibo tipico locale. Anche quest'anno come gli anni scorsi ci siamo ingranditi, abbiamo avuto molti più partecipanti e espositori. Abbiamo già un bel flusso di persone, cominciano già a mangiare in tutte le postazioni di vario tipo, dalla polenta al cinghiale, alla pasta fresca, alle frittelle, ai spiedini, alla cottura sotto al testo. E poi ci sono molte attrazioni di banchetti, vecchi mestieri, abbiamo gli animali, i vecchi trattori e poi ci sono le comparse, chi porta il fieno, chi spacca la legna. Un vero e proprio tuffo nel passato, grazie ai numerosi banchetti dedicati all'attività della tradizione e del presente, dallo scultore al taglialegna, dai pittori alle ricamatrici e molto altro ancora. La pietra sono sempre belli, sono forti, non franano se sono fatti bene. E il terreno dietro rimane sempre secco perché l'acqua va via, non si ferma. Si facevano da anni, da più di 100 anni, 500 anni, sempre le pietre e la terra si usavano, non c'era di cemento e si usa ancora, alcuni lo fanno ancora e sono sempre belli. Questa è una trebbiatrice da montagna di quelle che erano nei nostri posti quando 50 anni fa, anche più. Difatti è smontabile, si porta, un tempo le portavano in spalla. Ora io tranquillamente su un'ape riesco a trasportarla, un po' per passione, un po' per fare quel poco grano che ormai nei nostri posti si riesce ancora a fare. Come è stata pensata una giornata sportiva così? La giornata che si è sviluppata su più sedi è stata pensata come un punto di incontro delle varie esperienze delle società sportive che già oggi realizzano attività a favore della disabilità o comunque delle fragilità. Quindi sono persone, sono amici con cui c'era già un rapporto, una relazione con cui vogliamo andare verso un progetto organico, vogliamo rafforzare le nostre esperienze e questo è un punto di partenza. Il Centro Acquarone ha messo a disposizione le sue strutture che sinceramente non sente neanche proprie, sono le strutture di tutti coloro che le possono utilizzare e averne un beneficio. Claudio, è anche l'occasione per ricordare che esiste lo sport tipo il basket in carrozzina e tanti altri come questo per tutte le persone che possono farlo. Sì. Posso dire cosa ha detto l'assessore regionale, che chi fa sport invecchia meno, chi fa sport si sente meno solo, si sente meno depresso. Infatti lo sport non ha età, lo sport inizia da pochi mesi di vita e finché la vita ce l'abbiamo. Penso che non esista difficoltà per nessuno per fare attività sportive, ognuno col proprio handicap, con la propria diversità, è fattibile per tutti lo sport. Anche i colori della Virtus Entella oggi presenti al Centro Veneta Acquarone. Siamo stati invitati per fare un'esibizione di calcio dove giocheremo a breve un amichevole col team degli Insuperabili di Genova e il nostro progetto è stato sposato dalla Virtus Entella in un progetto che parte dall'Academy con la società Priamar Liguria di Savona, dove appunto come Academy poi è nato anche, oltre con la nostra società che vanta 170 atleti, questo team special dove oggi abbiamo portato questi 4 ragazzi che a novembre insieme a una rosa composta da 12 ragazzi affronteranno il campionato di 4ª categoria ad Alessandria con le maglie dell'Entella.
Riparte lunedì l'attività del dormitorio di Chiavari, allestito dal Villaggio del Ragazzo al centro Franco Chiarella. Si è fatto il punto in settimana con i volontari che ne garantiranno il servizio. Parleremo di questo, parleremo anche di lavoro con i dati dei controlli effettuati dall'Ispettorato del Lavoro di Genova e poi in tema di lavoro i segnali positivi che arrivano dalla Val Fontana Buona con aperture di negozi e di nuove attività legate all'agricoltura. Vediamo. Il dormitorio di Chiavari è un luogo che restituisce qualità alla vita delle persone che ospita. Perciò, in vista della riapertura del servizio, la sera di lunedì 1 ottobre, per gli operatori e i volontari coinvolti si è svolto un momento di incontro e di condivisione, anche con l'obiettivo di discutere miglioramenti o nuove possibilità di organizzazione. Il volontario più di tutto facilita l'accoglienza degli ospiti e dà maggiormente il senso della casa, no? di Casa Abruzzone come proprio una casa, non un dormitorio. Casa Abruzzone a San Pier di Canne ospita persone senza fissa dimora del territorio, per lo più italiani, in maggioranza uomini, di età compresa tra i 45 e i 55 anni. Lo scorso anno l'accoglienza ha funzionato bene. Abbiamo dato ospitalità mediamente ogni sera a 10-12 persone. Per quanto riguarda i volontari sono stati una risorsa enorme. Tra i volontari delle parrocchie, della Caritas e delle varie associazioni abbiamo superato le 100 presenze. I volontari sono preziosi, si affiancano agli operatori, entrano in servizio alla sera, aiutano gli ospiti nei loro bisogni di igiene e vestiario, alcuni si fermano a dormire, chiunque può aderire e dare una mano. Può mettersi in contatto intanto direttamente con la Caritas, si può fare un colloquio per spiegare qual è l'attività e poi inserirsi nei turni e comunque durante l'anno ci sono sempre degli incontri periodici di formazione. La formazione è un momento importante per facilitare questo servizio. Per il momento le modalità del servizio sono le stesse dello scorso anno. Le persone che necessitano di essere ospitate per la notte si recheranno al centro d'ascolto della Caritas, noi riceveremo un elenco di persone, poi le incontreremo tutte nel punto di incontro che è sempre quello davanti alle poste. Da lì le accompagneremo a Casa Abruzzone, poi dormiranno lì. L'indomani mattina potranno fare la colazione, avranno l'opportunità di fare la doccia, di cambiarsi, di mettere i loro vestiti a lavare e quindi di poter avere un cambio e di riprendere poi la loro strada la mattina seguente. Aumenta il numero dei lavoratori irregolari, il mancato pagamento delle retribuzioni e l'evasione dei contributi. È il quadro poco confortante che emerge dopo i controlli estivi da parte dell'Ispettorato del Lavoro sull'intera provincia di Genova. L'irregolarità è vicina all'80%, 85 i lavoratori in nero, di cui 6 clandestini, cioè privi di tutela assistenziale e previdenziale, e in 28 casi è stata sospesa l'attività imprenditoriale. Diversi i casi eclatanti di aziende del tutto sconosciute al fisco. Tra questi il nucleo carabinieri dell'Ispettorato si è imbattuto in una pizzeria da sport gestita da un extracomunitario clandestino che impiegava 2 lavoratori in nero. Altri 5 dipendenti non regolarizzati sono stati scoperti in un locale notturno, mentre 11 lavoratori senza un regolare contratto di lavoro sono emersi durante un controllo in un nightclub del Ponente di Genova. Dati che fanno capire quanto è preoccupante il fenomeno. Un esercizio, oltre ad utilizzare personale in nero, si avvaleva di maestranze assunte tramite una cooperativa che pagava netti 5 euro l'ora. Dall'inizio dell'anno sono stati accertati in provincia di Genova 290 lavoratori non in regola e le sanzioni contestate ammontano a circa 1 milione di euro. Finora, unico dato positivo, lo Stato ha incassato 590.000 euro di multe, segno di una certa rapidità nel rimettersi sui binari giusti da parte delle attività colpite. Sempre dall'inizio dell'anno è stata sospesa l'attività a 92 imprenditori per aver occupato lavoratori in nero in misura superiore al 20% degli occupati dell'esercizio. Altro dato allarmante, ammonta ad oltre 3 milioni di euro l'imponibile evaso nel 2018. L'attività di recupero delle retribuzioni non corrisposte, infine, 350 i provvedimenti emessi quest'anno, ha consentito ai lavoratori di ottenere somme pari a un totale di circa 300.000 euro che le aziende hanno subito corrisposto dopo l'intervento degli ispettori e la successiva diffida accertativa. Inutile negarlo, il tessuto economico e commerciale della Val Fontana Buona ha vissuto nell'ultimo ventennio un cambiamento radicale, frutto della crisi di alcune produzioni a livello locale, ma in più ampia analisi della crisi economica internazionale. Io facevo una battuta 20-30 anni fa, dicevo
Se uno parte da Carasco e arriva a Ferriere e non trova lavoro vuol dire che non lo vuol trovare. Era così la situazione, perché c'erano più di 800 persone che venivano a lavorare in Fontanabuona rispetto a quelle che uscivano, quindi è una situazione idilliaca. Purtroppo negli ultimi 10-12 anni la situazione è cambiata, non soltanto per la crisi diciamo locale del mobilio, la crisi come dicevo prima del biliardo, ma anche per la crisi nazionale che abbiamo vissuto. Eppure in questi ultimi tempi sembra essere premiato l'impegno di chi, nonostante tutto, è rimasto in valle, portando avanti quelle fonti di sviluppo che nei secoli hanno connotato il territorio e sostenuto interi nuclei familiari, in primo luogo l'agricoltura. Abbiamo tanto ritorno di ragazzi che vogliono investire in agricoltura. Guardi, abbiamo a 360, abbiamo parlato del progetto delle nocciole che è stato importantissimo, con valorizzazione da parte della Camera di Commercio, e adesso stiamo accingendoci alla raccolta delle olive e questi siamo molto contenti, dovrebbe essere un'annata positiva e propizia come lo scorso anno. L'orientamento anche a livello nazionale è quello di valorizzare anche piccole produzioni di nicchia attraverso percorsi turistici e didattici. La possibilità per le aziende vitivinicole, per le cantine di diversificare il loro lavoro, quindi organizzare anche visite guidate, degustazioni, attività didattiche, e questo dovrebbe garantire non solo visibilità ma anche un introito aggiuntivo. Stessa cosa noi vorremmo fare con l'olivicoltura ma anche con la floricoltura, cercheremo di provare a garantire dei percorsi enogastronomici ma legati a tutto il mondo produttivo ligure, quindi parlando di agricoltura e anche di pesca, per garantire un valore aggiunto alle nostre produzioni. Resta forte la denuncia da parte dei Vigili del Fuoco sulla carenza di personale in cui da anni si trovano ad operare, una carenza che viene ulteriormente sottolineata e si fa anche in evidenza la Convenzione regionale sull'uso dell'elisoccorso che è in fase di discussione. Parleremo di questo nel servizio che vedremo e poi andremo alla Società Economica di Chiavari che finalmente ha aperto il Giardino dei Lettori realizzato alle spalle della biblioteca comunale, uno spazio silenzioso per la lettura, ma non solo. Vediamo. A distanza di un anno ci sono ancora problemi di carenza di personale nell'organico dei Vigili del Fuoco della Liguria? Assolutamente sì, anzi la situazione direi che è peggiorata negli ultimi periodi. Se poi teniamo conto anche di quello che ha coinvolto in termini di interventi anche rilevanti la nostra regione nell'ultimo periodo, questo ha provocato e continua a provocare difficoltà immense nella gestione del soccorso. Questa situazione coinvolge secondo lei anche il Levante ligure? Tutte le nostre sedi in provincia, ma anche più in generale in ambito regionale, sono coinvolte dalla problematica della carenza di organico, tant'è che su scala regionale noi abbiamo una carenza di oltre 150 unità, di cui circa 90 solo su Genova. Ci può fare un esempio su che cosa significa poi nel concreto questa problematica nel lavoro quotidiano dei pompieri? Significa spesso, dopo magari un intervento lungo, non poter ricevere nemmeno il cambio all'interno del turno di servizio. Significa ad esempio che quando usciamo, specialmente nelle sedi distaccate come Rappallo, siamo costretti a chiudere la sede e poi uscire perché non abbiamo più il personale che rimane a presidiare la sede stessa. E volevo chiedere anche qual era il suo parere sulla questione della convenzione dei Vigili del Fuoco con l'elicottero che potrebbe appunto terminare alla fine di quest'anno. In altre regioni i costi sono aumentati sulla gestione di questo servizio. Noi chiaramente stiamo lavorando in termini sindacali per riuscire a mantenere la convenzione stessa, perché il passaggio al privato andrebbe a significare una spesa che si va a decuplicare sul bilancio della sanità regionale, dando oltretutto un servizio che non avrebbe sicuramente l'efficienza che produce quello effettuato dai Vigili del Fuoco ormai da 25 anni. Ma ci sono spiragli secondo lei? Io spero proprio di sì, noi faremo tutto il possibile per continuare a denunciare la questione e continuare soprattutto ad avere l'appoggio dei cittadini, perché poi quello è importantissimo.
Il taglio del nastro sarebbe dovuto avvenire all'inizio dell'estate per permettere ai frequentatori della biblioteca e a tutti i cittadini di usufruire di uno spazio per la lettura all'aria aperta, tranquillo, ai piedi del castello, a pochi metri dal centro storico di Chiavari, lontanissimo dal traffico e dai rumori. Adesso però, con una stagione autunnale che sta regalando comunque belle giornate di sole, tutto è pronto per aprire al pubblico il giardino dei lettori della Società Economica di Chiavari. Sarà intitolato a Renato Mario Gozzi per 10 anni, dal 1990 al 1997, membro dell'ufficio di presidenza. Un valente commercialista chiavarese e molto amico della società economica. Io ritengo che alla famiglia Gozzi vada veramente fatto un particolare ringraziamento, perché proprio nel cuore penso di poter dire che loro hanno sempre privilegiato questa appartenenza a questa associazione che non è loro, è di tutti noi, è di tutta Chiavari. Ecco. Uno spazio raccolto che sarà a disposizione di tutta la cittadinanza, ribadiscono i responsabili della società economica. Tutto è pronto per l'inaugurazione, mentre si sta già pensando ai prossimi eventi che il giardino della biblioteca potrà ospitare. Sala di lettura vuole anche dire che se uno vuole venire a leggersi il giornale può farlo. Non è prescritto che debba leggere la Summa Teologie ecco. E poi altre attività vorremmo che fossero presentazioni di libri, piccoli concerti, direi, invece che da camera da giardino, ma insomma certo non per l'orchestra o la banda, tutte occasioni di cultura che da venerdì troveranno in Chiavari un'altra possibilità di espressione, di svolgimento. Per la politica amministrativa andiamo a Santa Margherita Ligure adesso. La Santa Benessere & Social ha presentato alcune revisioni al progetto definitivo per la riqualificazione del porto di Santa Margherita Ligure. Vediamo di che cosa si tratta. Parleremo anche del progetto che a Mezzanico è stato presentato per la realizzazione di una nuova casa di riposo, unica struttura di questo tipo all'avanguardia che verrà realizzata sul nostro territorio. E poi parleremo di calcio e dell'impasse in cui si trova a stare la Virtus Entella, bloccata dalle sentenze che le impediscono al momento di giocare sia in Lega Pro sia in Serie B. Sentiremo a questo proposito il mister. Vediamo i servizi. Più spazi alle associazioni che hanno sede nell'area portuale, modifiche al cronoprogramma per realizzare subito i lavori di rafforzamento, la diga sottoflutto, la sostituzione dei pontili, l'impianto antincendio e una piazzola di atterraggio per l'elisoccorso. Inserendo queste modifiche a quasi un anno di distanza dalla presentazione in comune della documentazione, la Santa Benessere & Social ha depositato oggi negli uffici dell'urbanistica una revisione al progetto definitivo del nuovo porto di Santa Margherita Ligure. Viene migliorato in alcuni aspetti che sono quelli che riguardano la sicurezza, gli spazi per le associazioni, alcune disposizioni di esigenze di tipo portuale soprattutto. Direi che forse la caratteristica principale è proprio quella di trasformare quello che oggi è il retro del porto, in un fronte della città. Cuore centrale del progetto resta la piazza che si affaccia sul mare e che verrà realizzata sul retroporto, da dove partirà una promenade al di sotto della quale troveranno spazio, servizi e attività. Il passo successivo del progetto dal punto di vista burocratico è adesso il passaggio in Consiglio Comunale. Noi con il protocollo di questa mattina diciamo che tutto quello che dovevamo e potevamo fare abbiamo fatto, finisce qui per noi, adesso spetta all'amministrazione che sul progetto ha già fatto la sua istruttoria tecnica, poi è intervenuta una commissione politica la quale ha svolto con sedute pubbliche tutta una serie di valutazioni e a questo punto credo che si debba passare all'approvazione e all'avvio dell'iter autorizzativo definitivo. Una volta iniziati, i lavori dovrebbero concludersi in 5 anni per un investimento compreso tra i 30 e i 40 milioni di euro. La revisione, sottolinea la società, è frutto di un lavoro di confronto e dialogo con tutti i soggetti che trovano spazio e vivono il porto sammargheritese. Abbiamo approfondito i temi degli spazi a terra, sono stati meglio individuati, meglio definiti e direi anche aumentati. Sono aumentati per loro gli spazi a terra, oltre le concessioni attuali. Sono aumentati i posti barca, sono aumentati i posti barca a pontile e tutto questo nell'interesse dell'associazione e ovviamente sono rinunce fatte da Santa Benessere.
Una struttura di 4.500 metri quadrati, sviluppata in 5 piani, compresa di centro diurno e divisa in 4 nuclei. La nuova casa di riposo sorgerà a Prati di Mezzanego e costerà circa 7 milioni di euro, 90.000 già concessi dalla Regione al Comune. Chi si farà carico di realizzare il progetto comunale avrà la struttura in concessione per 35 anni. Il progetto prevede l'impiego di tecniche costruttive innovative che renderanno l'edificio autosufficiente dal punto di vista energetico e all'avanguardia tra le strutture sanitarie del Tigullio. Con questo progetto veramente vogliamo dotare il territorio di Mezzanego a Valle Sturla, ma mi permetto di dire l'intero Tigullio, di una struttura unica, perché il centro per l'Alzheimer come progettato è un unicum per il territorio del nostro Tigullio e anche della provincia di Genova. Sarà una struttura innovativa all'avanguardia con tutti gli standard di qualità sia dal punto di vista sia medico che appunto dicevamo dal punto di vista energetico, capace di dare delle risposte concrete purtroppo a una delle patologie dei nostri tempi, che colpisce più duramente e che influisce anche tanto sulla vita familiare. Vogliamo veramente creare un ambiente idoneo perché purtroppo è afflitto da queste patologie. Questo nuovo progetto quanti posti di lavoro garantirebbe? Saranno creati dai 45 ai 50 posti di lavoro e anche qua nella convenzione che sarà mandata in gara sarà data la priorità ai residenti nel comune di Mezzanego e allo stesso tempo ci saranno anche delle tariffe convenzionate per i residenti, per il comune e un canone di concessione che il soggetto attuatore e gestore dovranno versare annualmente al comune di Mezzanego. Mister, passano i giorni e si continua a non giocare. Le chiedo quanto sta diventando complicato gestire questa situazione. Molto, molto complicato, perché non c'è un obiettivo finale, tra virgolette, non c'è una data per poter programmare, preparare un qualche cosa. E quindi ogni giorno ci si inventa qualcosa per poter tenere sempre sulla corda i ragazzi, sempre a 1000. Non è facile, ma ci proviamo. Quanto è importante dal punto di vista fisico questo mese, perché comunque vada, qualsiasi categoria l'Entella dovrà affrontare, si giocherà praticamente ogni 3 giorni. È vero che la rosa è lunga, ma non è stata costruita per giocare ogni 3 giorni. Nessuna rosa è così lunga da poter poi affrontare quello che dovremo affrontare noi, e quindi diventa difficilissimo. Io non voglio fare vittimismo, a me non piace farlo, però devono capire che non è possibile che si prolunghi ancora questa agonia. Per quanto possiamo provare a comprendere, prova a descriverci l'umore anche della squadra e dello spogliatoio in questo momento. Ma l'umore non è basso, nel senso che comunque il collegio di garanzia ci ha dato tra virgolette, una botta di vita a livello adrenalinico, quindi noi siamo consapevoli di quello che il collegio di garanzia ha sentenziato e quindi siamo tranquilli e sereni da questo punto di vista. Il problema è che non c'è una data per quando si debba iniziare. La problematica vera e propria è questa, che qualcuno adesso ci dica qualcosa, soprattutto parliamo della FIGC, deve prendere atto secondo me di quello che è successo e quindi riammettere intanto la squadra in B per come vuole il collegio di garanzia. Poi a data da destinarsi, quando sarà l'eventuale ricorso al TAR che la Lega ha fatto, vedremo, ma intanto giochiamo. E ha fatto ritorno in Colmata a Mare l'impianto di depurazione del Tigullio centrale. Il Comune di Chiavari ha deciso per la sua ricollocazione, una decisione condivisa con la città metropolitana. Era presente proprio alla presentazione del progetto anche il sindaco della città metropolitana di Genova, Marco Bucci. Parleremo di questo, ma anche dell'appello che arriva dalla Polizia delle Comunicazioni, che mette in guardia sulla sempre più diffusa presenza in rete di email che denuncerebbero il furto di dati personali e quant'altro, ma si tratta in realtà di una truffa, come ci spiega proprio il responsabile della sicurezza della Polizia Postale. Vediamo questi servizi. Se si riceve una email in cui viene detto che la vostra casella di posta è stata violata oppure che siete stati scoperti a visitare siti poco raccomandabili, non apritela e non date seguito a quello che vi viene richiesto, perché si tratta sicuramente di una truffa. A lanciare l'allarme per un fenomeno sempre più frequente è la Polizia Postale, che in queste ultime settimane ha riscontrato una massiccia attività di spamming a scopo estorsivo. Il tentativo è opera di un gruppo internazionale di criminali che sta inviando email in cui viene comunicato agli utenti che il loro account di posta elettronica sarebbe stato
hackerato. La polizia postale assicura però che si tratta di una falsa segnalazione inviata per impaurire gli utenti e spingerli a pagare una somma di denaro richiesta. In caso abbiate ricevuto questa email sulla vostra casella di posta elettronica, i consigli da seguire indicati dalla polizia postale sono diversi, ma il più importante però è quello di non dare seguito alle richieste in essa contenute. Mai pagare in nessun caso, ci sono anche altre truffe simili del tipo viene bloccato il computer, poi subentra un messaggio proveniente da un sedicente centro di assistenza e viene proposto un'attivazione di un abbonamento, ad esempio, per risolvere i problemi sul computer. Come vedete è molto simile il modus operandi criminoso, cioè invoglia la vittima, o meglio induce la vittima con l'inganno ad effettuare un pagamento. Ecco, il primo consiglio è quello di non pagare mai. La polizia postale invita poi gli utenti della rete a documentarsi, facendo anche semplici ricerche via internet e poi non esitare a contattare uno dei tanti canali attraverso i quali le forze dell'ordine portano avanti la loro azione di prevenzione e informazione. Se si hanno ancora dubbi c'è la possibilità di interagire con tutti i canali che la Polizia di Stato mette a disposizione. Abbiamo tantissimi portali su internet, il principale oltre al sito istituzionale www.poliziadistato.it è www.commissariatodps.it, ma abbiamo anche tanti canali su Facebook, ad iniziare dall'agente Lisa, per continuare ad esempio con il canale della Questura di Genova, che è quello più vicino territorialmente. Torna nell'area della colmata a mare di Chiavari, nella collocazione inizialmente indicata dalla città metropolitana alla fine del 2015, ma da comprensoriale diventa di vallata. Per il depuratore del Tiguglio centrale, l'amministrazione chiavarese ha fatto cadere i veli sulla nuova collocazione. Abbandonata la zona del Lido, dove l'impianto era stato ricollocato nel 2016 dopo la decisione dell'ATO di realizzare 2 impianti e non uno unico comprensoriale, sarà realizzato da IREN lungo la zona del litorale attualmente non utilizzata, un impianto a membrane per 140.000 abitanti equivalenti, che servirà ai comuni della Val Fontana Buona, Carasco, Neco, Gorno, Lavagna e ovviamente Chiavari. Il fronte mare della colmata, quindi sarà un depuratore lungo e stretto che permette quindi una difesa di tutta l'area di colmata con opera a mare di oltre 12 milioni di euro. Vi sarà una nuova passeggiata pubblica con locali commerciali e ristoranti, una nuova soletta che sarà sopra i parcheggi che rimarranno completamente gratuiti come adesso e poi un parco verde urbano con pineta a disposizione di tutti i chiavaresi. Quindi i chiavaresi avranno una piazza tutta pubblica, senza cemento, e potremo quindi passeggiare dalla colmata fino alla Colonia Fara. I posti auto della colmata dalla superficie saranno interrati al di sotto di un'arena che servirà ad ospitare eventi e spettacoli. Resterà invece il campo di calcio a 11, mentre sarà eliminato quello più piccolo a 7. Sui tempi di realizzazione si ipotizza un massimo di 3 anni, compreso il passaggio delle tubature lungo la sponda sinistra dell'Entella, dove verrà realizzata anche una nuova pista ciclabile. Per partire con l'intervento sono però necessari alcuni passaggi formali a livello di ATO, che il sindaco della città metropolitana, Marco Bucci, presente alla conferenza stampa, ha assicurato possono concludersi nei prossimi 45 giorni. Le cose sono già instradate, adesso la città metropolitana ratificherà le decisioni prese e da lì in poi andremo avanti. Io do poca importanza alla burocrazia, come voi sapete, anche se in questo caso non è solo burocrazia, è anche assunzione di responsabilità, quindi come città metropolitana ci assumiamo la responsabilità di queste decisioni. E siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Restiamo in tema internet, parlando però di Telepace, del canale YouTube della nostra emittente, che in questi giorni ha sfiorato e ha superato un importante traguardo, ovvero quello delle 2 milioni di visualizzazioni per i video che ogni giorno vengono caricati su questa piattaforma. Cercheremo anche di capire la portata di questo fenomeno nel prossimo servizio. Al termine si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana. L'appuntamento torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Superata la soglia di 2 milioni di visualizzazioni per il canale YouTube di Teleradio Pace. A 6 anni esatti dalla piena operatività del canale, aperto però dall'8 gennaio del 2009, per ben 2 milioni di volte qualcuno ha cliccato su uno delle migliaia di video pubblicati in questi anni, restando a guardare complessivamente per oltre 9 milioni e 147 mila minuti e una media di visione per ciascun utente di 5 minuti. Numeri importanti per la vetrina mondiale dell'emittente televisiva diocesana, che nel giro di un anno e mezzo ha raddoppiato questa cifra
cifra, doppiando i quasi 4.700.000 minuti di video visti fino a gennaio 2017, l'equivalente di 9 anni di durata, e che confermano come questo luogo digitale sia diventato negli anni, insieme al sito teleradiopace.com, uno degli spazi più importanti attraverso il quale l'emittente raggiunge una fetta sempre più ampia del suo pubblico, oramai sempre più orientato alla fruizione dei contenuti su richiesta attraverso tablet e telefonini. Ad oggi sono 3.127 gli iscritti al canale, ma contrariamente a quanto si potrebbe aspettare dal tipo di utenza che utilizza sempre più questi dispositivi, i giovani, i cosiddetti nativi digitali, per quanto riguarda le fasce di età che seguono le produzioni di Telepace su YouTube, la fanno da padroni quarantenni, che sono il 25% di tutto il pubblico. Di questi l'89% sono uomini di età compresa tra i 35 e i 44 anni. Segue la fascia tra i 45 e i 54 anni, 26%, e a sorpresa gli ultra 65 anni, che sono il 21% del pubblico. Aggregando il dato emerge il fatto che quasi il 60% delle persone che cliccano e guardano i video di Telepace sulla piattaforma video di Google hanno un'età compresa tra i 35 e i 64 anni, di cui l'80% di sesso maschile. A fare da traino a questi numeri significativi per una realtà comunque locale come Telepace è sicuramente lo spazio dedicato al commento della Bibbia e del Vangelo, curato ormai da anni da Don Claudio Doglio, ma nell'ultimo anno è cresciuto anche l'interesse per i notiziari e per i singoli servizi pubblicati quotidianamente. Ad oggi il video più visto del canale YouTube di Telepace è l'intervista al poliziotto della stradale di Genova che racconta i minuti successivi al crollo del ponte Morandi. È stato visto 94.303 volte per un totale di 128.906 minuti guardati.